Ciao ragazzi, scusate, mi ero un attimo lasciato prendere da questo dipinto con il mare, le vele, il sole. Avete voglia di mare? Lo so, domanda sciocca. Ma io al mare vi ci porto, ti porto io a casa, ti porto al mare, ma restando a casa, mi raccomando. Secondo tour ti porto io a casa. Andiamo in uno dei luoghi dell'Adriatico che amo di più. Andiamo a Caorle per godere della bellezza di questo centro che mi è entrato nel cuore. Caorle è l'emozione di un ricordo. Caorle è dolcezza da gustare tutto l'anno. Caorle è un affascinante viaggio nelle tradizioni. Ci sono dei momenti nella vita di Caorle che ne segnano l'unicità quotidiana in un modo veramente particolare e uno di questi è il ritorno dei pescatori. Ogni pomeriggio vicino alla banchina si assiste a una vera e propria processione di pescherecci che tornano dopo la battuta di pesca in nottata. E qual è il bello di questo momento? È che tutti ci si ritrova adesso come un tempo in questo luogo dove si vedono scaricare i frutti che il mare ha saputo regalare. Un pescato che non è mai uguale perché ci sono tutti i rispetti per il fermo pesca, quindi le varietà ittiche che vengono pescate cambiano a seconda della stagione. Ma in ogni caso è sempre una sorpresa. A volte c'è delusione, a volte c'è gioia, perché questo è il lavoro dei pescatori. E c'è sempre anche un grande numero di curiosi che si affollano per assistere a questo spettacolo della natura portato a terra dai pescatori. Dopodiché il viaggio prosegue, non si ritorna in mare, ma il pescato viene consegnato al mercato ittico dove inizia un altro rito unico che è l'asta silenziosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il pesce viene battuto da un astatore, ma gli offerenti, che sono i commercianti, i ristoratori e i negozianti, esprimono la loro offerta direttamente all'orecchio dell'astatore in maniera segreta. E poi sarà lo stesso banditore a decretare a chi verrà assegnata quella particolare partita di pesce. È da un rito antico che si protrae da diverso tempo, che affascina sempre per questo silenzio quasi surreale che avvolge questo modo di commerciare il pesce appena pescato. Ma Caorle è anche terra di personaggi veramente molto particolari, unici, come per esempio Massimiliano, che è uno dei pochissimi, credo, in tutto l'Adriatico a svolgere un lavoro antico di fondamentale importanza per chi esercita la pesca, ovvero la riparazione delle reti. Uno tutto a mano, Davide. Sì, un lavoro molto manuale. Dove si impara questo lavoro? Guardando i più vecchi e avendo un po' di passione. So che lo fanno in pochi ormai. Molto pochi. Questo qua adesso stiamo aggiustando una bilancia. Non c'è niente
diciamo di tecnologico, serve solo la calcolatrice per calcolare quanta rete mettere per ogni metro, solo quello. Tu vivi di questo lavoro, Davide? Sì, non è ancora, non è così semplice, per il momento ce la facciamo ancora, perché è un lavoro che ci vuole molto tempo e il lavoro non è pagato proprio, secondo me, come dovrebbe. È per questo che in pochi lo fanno. Penso proprio di sì. E la vostra famiglia da quanto tempo? Penso che sappia io più di 60 anni, Sempre qui a Caorle. sempre qui a Caorle. Prima avevamo un centro storico, però come logistica è molto meglio qua. Adesso il centro è... Che valore ha una rete fatta o riparata a mano? totale. Perché? Totale, perché anche quando vedo se c'è un buco o qualcosa, la macchina non lo vede e io riesco a vederlo. Quindi se la aggiusto io o la faccio io è sicuramente fatta bene, come qualsiasi altro pescatore. È un lavoro che tramandi ai figli? Spero di sì, da laureati però, Perché? perché che abbiano un'altra prospettiva. Io ho fatto lo sbaglio di non laurearmi. Quindi possono fare anche questo, anche i pescatori possono fare, però da laureati. Me lo auguro. Questa è una impiombatura, un nodo centenario, semplice, 1000 usi. È uno di quelli che tengono, Assolutamente. Questo qua può rompersi, ma non si scioglie. quindi va bene per le barche, per un sacco di... Per un sacco di cose. Quanti lo sanno fare? Non lo so, io che conosco io non sono in tanti. Sia pescatori che anche gente che lavora insomma sulle barche non sono proprio in tanti. E anche ad esempio le funivie usano questo tipo di nodo. Quindi si prende una corda, un po' si disfa e Innesta, poi... esatto, si innesta dentro. Si Quindi innesta. fa resistenza con se stessa. Assolutamente, più si tira più il nodo si stringe.